Grazie. Allora il terzo premiato della serata, Ligure Illustre 2024, Cigno d'Argento a Marco Raffa, giornalista, rievocatore, cultore delle tradizioni storiche della Liguria. Devo leggervi un attimo il curriculum, non leso il curriculum, allora cosa leggo? Giornalista professionista, già corrispondente, poi cronista e vice capo servizio della Stampa e vice responsabile dell'edizione della Spezia del secolo XIX. Ha lavorato anche ad Avvenire e all'Ansa Liguria. Fin da giovanissimo si è occupato di rievocazione storica, entrando nel direttivo dei Sestrieri di Lavagna e fondando il gruppo di danza antica Le Grazie d'Amore. Va ben così, gentilmente l'ha accorciato di 2/3, ma comunque è qui. Prego. Ecco qui Bucci fa prestissimo. Questo è il Cigno d'Argento. Grazie, un applauso. Facciamo venire, sì, ora entrano, un momento, è una surprise. Allora intanto faccio venire qui i soliti di prima per la foto di gruppo, prego. Tanto vi fa bene perché ora arrivano i primi, vi fa bene un po' di moto, vi muovete, Luca non hai bisogno, ma va bene. Ecco, mettete tutti chi, vieni Campello, Boitan, poi non che scinatro, a Luisa non deve venire, dopo va bene. Vieni Di Paolo, vieni. Quello signore lì, non mi ricordo il cognome, che abbiamo mica l'Alzheimer. Vieni sindaco, vieni qui. Ecco, vai. Pronti? Foto. Questo è Capitan Spaventa, Marco Raffa è quello che ha inventato e ha in qualche maniera rivitalizzato, dopo averlo inventato, un personaggio delle maschere genovesi che non ce ne sono, e lui l'ha inventato e si chiama Capitan Spaventa. Lui, il filmato che in maniera molto umile e gentile, però non era il caso, semmai lo vediamo dopo, nel filmato si vede tutta la parata che ha fatto a New York il 12 ottobre con le vestizioni eccetera eccetera e col suo gruppo. Ci sono delle foto meravigliose che poi magari proietteremo. Quindi Marco Raffa è la figlia di Marco Raffa, che in questo momento ha un costume che è di Caterina Balbi Durazzo di Palazzo Reale. Caterina Balbi Durazzo di Palazzo Reale, e il cavaliere invece dovrebbe essere Marcello Durazzo. Benissimo. Abbiamo una danza, se ci fanno partire. Ci fai partire la musica per la danza, per cortesia? Il grazie naturalmente è a Mario, grazie ai Liguri nel Mondo, che conosciamo da tanti anni, che abbiamo salutato a New York già nel 92. Io devo salutare e ringraziare però altre due persone che non ci sono. Una è Elisabetta Zorzi, Maria Elisabetta Zorzi, che è un funzionario del Comune di Genova, che molti di voi conoscono e che è veramente stata preziosa per tutto quello che abbiamo fatto. Non la faccio lunga, poi magari se dopo abbiamo un minuto vediamo due foto, ma con calma, dopo aver mangiato, in un momento di relax. E l'altra persona che voglio ringraziare, di cui c'è qui una nipote, ma la vedrete anche lei nelle foto, è l'autrice di quell'abito, non c'è più, è Fernanda Venturini, è una stilista, è stata una stilista, una sarta, ma soprattutto una grande amica, una persona che ha onorato tantissimo la Liguria e quindi poi la potrete apprezzare. Grazie. Ok, grazie. Ragazza che avete visto poco fa, che qui interpretava Isabella Andreini, che sarebbe la moglie del capocomico Francesco Andreini, che era Capitan Spaventa. Allora, per spiegarvi, quest'anno noi abbiamo rappresentato due delle 7-8 maschere liguri, perché le maschere italiane hanno partecipato al Columbus Day. E la maschera di Capitan Spaventa, adesso non so che cosa devo schiacciare per andare avanti, vediamo un po' se ci riesco. Ecco, era questa, cioè sottoscritto in un'altra interpretazione. Queste foto sono state fatte tra l'altro dai reporter del New York Times, comunque delle grandi testate americane, quindi vedete anche la qualità, si vedono anche dei dettagli della gorgiera che abbiamo completato proprio pochi istanti prima. Questo è un abito
degli anni 80, realizzato per Genova, indossato prima di me da Giuseppe Rovello, che era un di Sestri Ponente, detto il Baffo, personaggio molto carismatico e che per fortuna aveva la mia taglia, anzi io avevo la sua, perché altrimenti quel costume non ci stava, però è ispirato l'abito a quello che è la iconografia standard del personaggio di Capitan Spaventa della commedia dell'arte. Andiamo, quello devo schiacciare, vediamo un po' se ci riesco in qualche modo, vediamo un po', forse una freccetta così, ecco, qui siamo, ecco, vedete tra l'altro ci sono altre due maschere, questo è un momento della sfilata, andiamo avanti abbastanza veloci, questo è il comitato d'onore, c'è la governatrice, c'è l'ambasciatrice, il console e tutti i personaggi della Columbus Citizen Foundation, che sono gli organizzatori dell'evento. Una foto ricordo con i poliziotti di New York, che tra l'altro moltissimi di origine italiana avevano proprio la loro postazione con la targhetta. Questo, vabbè, qui c'è un po' di... siamo in famiglia, nel senso che comunque la reporter della CBS mi ha fermato per farmi delle domande, ma c'erano anche... siamo stati intervistati in diversi. Questo sempre, invece un'altra rete, Spectrum News, sempre una rete della città, una rete metropolitana di New York, mi avevano chiesto notizie di Colombo, chi era per noi Colombo? E io ho risposto un po' patriotticamente che per noi Colombo era un uomo coraggioso che aveva una grande idea, che l'ha portata avanti con grande coraggio. Quel poco di inglese che ho potuto... Qui invece siamo a casa perché c'è la collega Rosanna Pitullo di Primo Canale che era lì e ci intervista. Insieme a me ci sono due maschere, insieme a me a Isabella, Daniela, mia figlia, ci sono due maschere di Loano, tra l'altro con un personaggio che in qualche modo è il mio alter ego, che è Capitan Fracassa. Questa è una foto di gruppo alla fine della sfilata, con maschere, ci sono addirittura delle maschere di Ozzana, quelle che vedete con la pelliccia, li chiameremo i Mammutones, ma si offendono. Poi ci sono dei personaggi di Borghetto e di altre regioni italiane. Questa, vabbè, è una foto simbolo, un momento simbolo di questa parata, come potete vedere. Questa, beh, è emblematica di dove siamo, la commedia dell'arte e i grattacieli di Manhattan. Tutti i corpi militari o comunque della città hanno tirato fuori le loro moto, i loro mezzi storici per partecipare alla sfilata. Quello che vedete piegato vicino a quella signora con gli occhialoni è un personaggio incredibile, è Re Cicciolin di Savona, un personaggio pazzesco perché è stato creato negli anni 50 dal pittore Romeo Bevilacqua, è una delle figure, delle maschere moderne più importanti. Questo è un momento in cui, ecco, questo è il momento di casa, in quando consegniamo ufficialmente questo signore che vicino a me è il presidente del coordinamento delle maschere italiane, Valerio Corradi, ed è tra l'altro anche il presidente del Bacanal del Gnocco di Verona. Qui siamo al ristorante Marco Polo di Brooklyn, brava Daniela, e lui, il Bacanal del Gnocco, pensate, è un carnevale che ha mezzo millennio di vita, 498 anni di vita. Però, andiamo veloci, qui facciamo un passo indietro di tanti anni. Purtroppo il collega che è vicino alla bandiera dei Liguri nel mondo non c'è più, era il giornalista italo-americano friulano Antonio Volpe Pasini, il sottoscritto giovane, la sindachessa italo-americana Marina Perna del comune di Belleville nel New Jersey, e a fianco Antonio Vermengo che è tuttora il maestro d'armi dei Sestieri di Lavagna. Speriamo di tornarci con l'aiuto di Mario. Velocissimi, ecco qui siamo io e mia moglie, che mia moglie è là nel 92. Altri momenti, vedete la nostra sfilata di allora, poi vi racconto una cosa velocissima della sfilata. Questo è un altro momento interessante. Mario, presentali tu queste persone che... No, presentali tu. Vabbè, comunque sono, ovviamente, il primo da sinistra lo conosciamo tutti, poi c'è questa bambina che è la figlia di Gabriela Mondello, adesso è una bella signora, adesso allora era una bambina, c'è Romairone, come si chiamava? Come si chiama? Era il direttore della Carige. Esatto, un giovane Raffa e Lionello Gavio. Qui sto portando in realtà il saluto della Consulta Ligure. Ecco, io qui in questo c'è un filmato dove c'è proprio porto il saluto della Consulta Ligure. Quindi vedi che
tutto torna. Siamo sempre in sfilata, ecco qui arriviamo alla fine con i costumi di Fernanda Venturini, ma poi c'è anche Fernanda. Qui siamo al Salone del Maggior Consiglio per un evento importante, perché questa è la ricostruzione di una festa a ballo del 1640, gli abiti sono un po' più antichi, avevamo questa licenza, perché si sposava la figlia di un doge in carica e non poteva il padre uscire da palazzo per quei 2 anni. Quindi la festa, i documenti lo riportano, il cerimoniario lo riporta, venne fatta lì. Quindi questi sono alcuni momenti: il doge, il cardinale, il senatore, altra interpretazione del sottoscritto, va bene, con lo giovane sposo che è Victor lì, quindi siamo tutti in famiglia. Questi 2 personaggi sono strani perché io in quella figura li rappresento. Agostino Pallavicino, per genovesi, è il personaggio di Palazzo Spinola di Pelliceria, mentre il ragazzo sposo è mio figlio, che è quel bambino che è nel ritratto di Van Dyck tagliato, che si trova vicino alla cappella nel primo piano di Palazzo Spinola. Ovviamente qui ha un abito più grande. Un dettaglio: dietro ci sono i nostri amici, c'è Donatella Ferraris là a sinistra che suona il violoncello, Marieke Smith e altri personaggi del Pro Musica Antiqua di Savona. Questa è Fernanda, ecco, questo è un momento importante. Nel 2004 abbiamo avuto la grande emozione di presentare, questo è l'abito di Brigida Spinola Doria. Brigida Spinola Doria rientra da Washington per una delle rare occasioni, e noi, senza saperlo, già da tempo avevamo pensato di fare quell'abito che viene presentato al pubblico per la prima volta in quell'occasione. Questa è Fernanda, sorridente. Qui stiamo ancora in un momento con queste, sono tutte le grazie d'amore. Siamo al Maggior Consiglio e questo è un momento della presentazione con l'abito che avete visto. Qui Fernanda un po' mi commuovo, ma sta spiegando perché c'è questa aletta, le avaniglie che servono per coprire i lacci, perché le maniche sono staccate. L'abito che avete visto era ricostruito sono ricostruiti proprio con la impostazione. Immaginate tutti i ricami in filo d'oro, cioè nastro d'oro sopra seta, e tutte le guarnizioni, la gorgiera, la coroncina che ha mia figlia ancora adesso, riprodotta dal dipinto attuale. Questa è una generazione precedente, stiamo parlando di 20 anni fa esatti. Questo è l'abito in mostra nella torre nolare di San Fruttuoso, dell'abbazia di San Fruttuoso, e questo è l'abito originale. E con questo vi saluto.